Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, buon sabato, ben trovati da Francesco Cammuca allo stadio Francolo Monaco di Palermo di fronte a Parmon Valle Camarat nella partita, uno dei due anticipi della 27esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Siamo a Palermo, siamo nel capoluogo e di fronte ci sono due squadre che giocano due campionati diversi, inseguono due obiettivi diversi ma con la stessa caparbietà, con la stessa grinta, anche con la stessa voglia di arrivare bene a quest'ultimo weekend del mese di marzo, weekend che ci porterà a ben 2 settimane di sosta, perché ricordiamo che la prossima settimana prenderà il via in Puglia la nuova edizione del torneo delle regioni e quindi i campionati dilettantistici si fermano, mentre il weekend successivo sarà quello delle festività pasquali, quindi si gioca oggi, si gioca domani e poi per altre 2 settimane si sta fermi, si recuperano le energie, si ricaricano le batterie, si espellono le tossine per poi arrivare al rush finale, alle ultime 3 giornate in cui tutto o quasi si deciderà. Intanto siamo pronti a vivere questo match andando intanto con la lettura delle formazioni, partendo per dovere di ospitalità dal Parmoval, alla squadra di casa che schiera Tarantino in porta, poi col numero 13 Torres, numero 3 Birardi, numero 4 Costamagna, numero 5 Piscopo, numero 6 Buscetta, numero 7 Zerbo, numero 8 Bonello, numero 9 Correa, numero 10 Capitan Rappa, numero 11 Russo. Risponde dall'altra parte la formazione del Camarat di mister Fabrizio Cammarata, che si schiera in porta con Tano Dolenti, poi in ordine numerico col numero 6 il capitano Mirabelli, col 7 Pisciotta, con l'8 Pane, col 9 Pirs, col 13 Miano, col 15 Di Romana, col 17 Osvaldo, col 19 Cuffaro, col 20 Guadalupo, col 26 Cracchiolo. Panchine con Minini, Tartamella, Noja, Contessi, Cannizzaro, Messina, Druetta per la Parmonval, poi il secondo portiere Lombino con Osavie, Guerrero Pereira, Infantino, Marchica, Spinelli, Di Marco, Serio e Carta per il Camarat, tutto agli ordini del signor Vincenzo Braschi della sezione arbitrale di Trapani, tutta trapanese Laterna, con Settipani, primo assistente, lato panchine, Barone della sezione di Marsala, secondo assistente, lato Spalti. Primo giro al pallone che verrà dato dalla Parmonval, che gioca in tenuta blu, maglia, calzoncini e calzettoni, attaccata a destra, a sinistra per i vostri teleschermi. Attendiamo solo il via libera del signor Braschi, che si consulta con l'assistente e con in particolare col secondo assistente il signor Barone, poi fischietto alla bocca, sguardo al cronometro e si parte. Mettetevi comodi, inizia Parmonval Camarat con la prima palla giocata dalla formazione di Marco Vittorietti. Subito l'intervento da parte di Cracchiolo, poi Buscetta, in avanti Mirabelli. Questa serie di inizio di partita quasi al rimpiattino tra le due formazioni, poi Guadalupo recupera palla su Torres, Pane di suolata per Mirabelli, lungolinea a cercare Nacio Pierce, l'intervento di Totò Rappa, gioca con la maglia special il Camarat, con la maglia che ricorda la silhouette delle montagne di Cammarata, della quale ci ha parlato anche durante una delle puntate andate in onda durante l'inverno di Localcio il direttore generale del Camarat, Gioacchino Privitera, che tra l'altro ha contribuito in maniera importante al disegno di questa divisa. Intanto andiamo in cronaca perché c'è José Torres lungolinea a cercare Correa, fermato senza troppi fronzoli da Lorenzo Mirabelli. Fallo laterale
Allora per l'11 palermitano con Torres che andrà ad eseguire la battuta. Si sgancia anche Birardi, la palla verso l'area di rigore, colpo di testa di Mirabelli, poi altro colpo di testa, cerca di favorire, poi Birardi che si coordina per il tiro, blocca Dolenti, ma questo era un gran tiro da parte dell'ex Athletic. E parte con coraggio, parte con sfrontatezza e senza paura di nulla, come giusto che sia, la Parmonval. E tutto dopo che Bonello aveva dato grande fastidio anche alla linea difensiva dei Montanari, che adesso provano a ripartire con Cuffaro. L'intervento ai danni di Osvaldo da parte dello stesso Birardi, sarà fallo laterale per il Camarat con Cuffaro che andrà a rimettere in gioco con le mani. Di Romana con la maglia numero 15, poi intervento regolare ai danni di Osvaldo, prova a ripartire senza troppo successo Birardi, lancio dalle parti di Nacho Pierce che è in posizione di fuorigioco. Tanto indicazioni a sfavore di telecamere per Tano Zerbo all'indirizzo di Birardi e per Roberto Miano all'indirizzo di Cuffaro, giovani messi come giusto che sia sotto torchio dai più grandi. Qui intanto l'intervento duro ma regolare di Costamagna, uno dei volti nuovi di Casa Parmonval per questo finale di stagione. Rimessa per Cuffaro, colpo di testa di Piscopo, poi ancora il 19 a cercare di ripulire la palla, intervento di Bonello, poi Miano addosso a Zerbo, rimessa per il Camarat, partito con la consueta grinta la Parmonval. Il tacco di Romana, poi non riesce Osvaldo nella gestione, Rappa appoggia a Bonello in mezzo a due, prova a passare, interviene Pisciotta, poi ancora l'intervento di Romana, ma poi c'è il fischio contro il numero 8 di Casa. Allora punizione per il Camarat che cerca di iniziare a prendere le misure ad una squadra che si schiera come di consueto con questo 5-3-2 molto grintoso, molto aggressivo, con Torres da una parte e Birardi dall'altra ad alzare e abbassare la linea. Qui intanto l'intervento da parte di Costamagna, prova a conquistare il pallone russo e colpisce di testa dove c'è Guadalupo, in mezzo a due Guadalupo, col fallo da parte di Correa. Punizione ancora per il Camarat. Iniziano a guardare la partita in piedi davanti alle rispettive panchine. Marco Vittoretti da una parte, Fabrizio Cammarata dall'altra. Intanto qui Correa va a recuperare palle in maniera molto furba sulla punizione di Pane. Infatti Pane va a dirlo senza troppi fronzoli al signor Braschi, che a sua volta lo richiama, gli dice di abbassare i toni. Correa, lo scambio con Torres, poi palla lunga, Miano di testa, poi Pane, prova a scambiare con Osvaldo, subentra anche Pisciotta di testa, ancora Osvaldo, cerca la girata, viene affrontato in maniera regolare e allora Rappa, prova a far correre Birardi, lungolinea Birardi, intercettato il suo passaggio, arriva Cuffaro, Pisciotta, Osvaldo, Pisciotta, nuovamente per l'argentino che prova a dribblare e ci riesce. Va Osvaldo, cerca la corsa lungolinea di Pisciotta, allunga la falcata Costamagna che guadagna il rinvio dal fondo. Qui la prima trama di una certa fluidità da parte della Camarat. Qui Birardi non riesce a controllare, anzi in qualche modo ce la fa sul rinvio di Tarantino, per la palla esce. È rimessa Camarat con Cuffaro.
Osvaldo, poi colpetto Bonello, apparecchia per Rappa, ancora Bonello, poi Pane, lotta contro Correa, i due si trattengono in maniera reciproca, reclama il fallo Correa senza successo e allora Cracchiolo cerca di far viaggiare i compagni, non ce la fa perché Russo intercetta la palla e allora Torres può spingere, Torres davanti a sé c'è Russo, Torres decide di andare da solo, ancora Torres praticamente sul fondo, si porta il pallone oltre la linea di fondo, allora sarà rinvio per Gaetano Dolenti. Portiere nativo di Caltanissetta che decide di giocarla corta sulla destra per Cuffaro. Osvaldo in qualche modo prova a giocarla, colpo di testa di Bonello, quello di Piscopo e allora Zerbo contro due, va giù il fallo commesso da Di Romana, la solita esperienza, mista classe di Gaetano Zerbo, gol di fondamentale importanza, quello messo a segno dal numero 7 della Parmonval della sfida di domenica scorsa al Gurrera contro l'Unitas Sciacca. Sulla palla ci sono Russo e Rappa. Il fischio dell'arbitro, se ne va Russo, batte Rappa, teso verso Zerbo che era in fuorigioco. In ogni caso non aveva inquadrato la porta e Dolenti va subito alla battuta ma sbaglia, per sua fortuna la palla arriva comunque ad Osvaldo e allora Guadalupo, uno contro uno con Russo che lamenta un tocco con la mano, Guadalupo prova ad allungarsela ma la perde, allora Torres fermato, Mirabelli, Dolenti, c'è tanto spazio per Cuffaro, Dolenti allora lo serve, può avanzare il terzino destro, poi verticale, voleva la palla in profondità, Pierce, interviene Piscopo due volte, Rappa, Correa, palla per Torres, si sgancia Bonello, la palla è per lui ma telefonata per Pisciotta che però non riesce a gestire il recupero palla e allora Bonello arriva sulla sfera, Birardi, verticale, intercetta Miano, poi Bonello per Torres, sterzata per Torres che si è venuto a prendere il centro del campo, Birardi poi apre a memoria su Russo una gran palla, Russo calcia, palla fuori, la lascia scorrere Dolenti. Va Dolenti dal fondo quando siamo entrati nel 10° minuto di questa partita, ancora bloccata sullo 0-0. Fin qui unico tentativo di una certa rilevanza, quello dopo 1 minuto e 20 di Birardi. Incursione ben bloccata da Dolenti. Poi fallo su Buscetta, lo ha commesso Osvaldo. Allora Rappa che si va ad occupare di questo calcio di punizione. Oggi giornata stupenda a Palermo. Dopo tanta pioggia finalmente ci voleva un po' di sole in questo inizio di primavera. Ma intanto attenzione a Russo che entra in area, Russo governa il pallone, lo mette in mezzo, Zerbo di testa. Palla sopra la traversa, ancora Parmonval però in fase realizzativa a farsi vedere. Si dispera Tano Zerbo, questa era una buona opportunità per lui. E Dolenti che questa volta decide di andare lungo a cercare la palla più avanti possibile, intercettata però da Russo, poi Miano in anticipo su Zerbo, Pane apparecchia per Cuffaro, molto sollecitato in questo avvio, torna da Dolenti, lancio a cercare Nacio Pierce, scavalcato dal pallone, poi arriva Costamagna prima di Osvaldo che prova ad insediare anche Buscetta, colpo di testa di quest'ultimo in appoggio a Ciccio Tarantino, ex di turno, lui ha fatto parte
della rosa del Camarat, che ha ottenuto il pass per l'eccellenza l'anno scorso, poi la necessità di schierare in porta uno degli under previsto ha portato mister Sclafani a puntare su Manna, relegando per così dire Tarantino al ruolo di secondo portiere. Intanto attenzione, problema per Piscopo. Intanto si dispera ancora Gaetano Zerbo, ripensando alla palla gol avuta un paio di minuti fa. Intanto riprende il gioco, tutto ok per Piscopo. Guadalupo vede l'arrivo di Cracchiolo, prova a servirlo, preso in controtempo però il terzino sinistro. Oggi un paio di assenze su tutte, abbastanza importanti, abbastanza pesanti nell'economia del gioco del Camarat, sono quelle di Bernardo Baio e di Matteo Ledesma. In mezzo al campo sta giocando Lautaro Di Romana. Terzini under invece per Cammarata, che schiera da una parte Cuffaro, dall'altra Piscitello. Birardi prova a far correre Bonello, ha capito tutto con abbondante anticipo Dolenti, che è uscito, che ha iniziato la corsa proprio mentre partiva il passaggio, l'è arrivato molto prima su questa sfera. Cracchiolo, Mirabelli, palla per Roberto Miano. I due hanno militato in anni diversi a Favara. Miano ha giocato nella Pro, che ha vinto, o meglio che è approdata in Serie D dopo l'annata in eccellenza al testa a testa con la Nissa di 2 stagioni fa. Mirabelli invece ha giocato l'anno scorso a Favara, proprio in Serie D, quando la squadra si chiamava già Castrum Favara. Pane, proprio per Miano. Mirabelli cerca di alzare questa traiettoria, però difficile imbeccare i compagni, tanta pressione, tanta densità in mezzo al campo per la Parmoval, che fin qui sta avendo ottimo gioco, quando siamo ormai alle soglie del primo quarto d'ora. Buscetta verticale, cerca e trova Russo, il quale la controlla, la tiene in campo per Buscetta, alza questo strano campanile con Torres che sbilancia Di Romana, arriva Miano di testa, poi arriva anche Guadalupo, Pirso con la sponda per Osvaldo, gran giocato, Osvaldo sterzato, Osvaldo, l'intervento di Birardi in calcio d'angolo, ma vedete che quando il Camarat riesce ad accelerare, riesce a prendere ritmo offensivo, può creare delle difficoltà alla Parmoval. Questa prima giocata tutta in verticale che ha coinvolto tutti i componenti dell'attacco, poi con la diagonale molto stretta e vincente da parte di Birardi, e primo calcio d'angolo della partita per la squadra di Cammarata, inteso sia in chiave territoriale che in chiave di guida tecnica. Braschi intanto redarguisce e catechizza giocatori di entrambe le squadre. Calcio d'angolo come di consueto con Pane che mette in mezzo il pallone, smanaccia Tarantino subendo fallo, e allora punizione. Proprio Tarantino andrà ad eseguire la battuta della punizione, lui che come tutti ben sanno è abilissimo nel gioco con i piedi. Qui Bonello e Di Romana scavalcati al pallone, Cuffaro in qualche modo, ancora Bonello con le mani su Di Romana, l'arbitro lo vede, è lì a 2 metri, fischia punizione. Pane gioca subito su Mirabelli perché ha visto che c'è spazio a sinistra, allora Mirabelli conduce il pallone verso Cracchiolo, scambio con Guadalupo, interviene Buscetta in uscita, Correa, Torres, fermato da Mirabelli che con calma gestisce senza buttare via la sfera.
Cracchiolo rischiando un po', va da Pane che cambia gioco da Cuffaro. Cuffaro, Pisciotta, non arriva Di Romana, allora c'è spazio per la transizione della Parmonval con Rappa che cerca di lanciare dalle parti di Birardi. Birardi arriva prima di Pisciotta, prova a mettere in mezzo, arriva in area il pallone, ma arriva dalle parti di Dolenti che la gestisce e poi rilancia subito. Cerca Pierce, Pierce la può controllare e la tiene. Pierce controllato a vista da Costamagna che usa anche le mani per cercare di tenerlo. Arriva Pisciotta, controtempo però. Allora rimessa per la Parmonval con Bonello che va da Rappa. Piscopo. Bonello in anticipo ma non riesce a controllare. Alla Cuffaro con le mani. Va da Di Romana, subito di prima da Mirabelli. Miano. Di Romana. Mirabelli avanza piano piano con la palla al Camarat. Poi Mirabelli cerca di scodellare in avanti. Osvaldo ha cercato lo sganciamento di Cracchiolo che è stato anticipato. Poi Zerbo di testa, forse spinto, sì. Arbitro sempre ben piazzato fino a questo momento. Finora tutti corretti i fischi presi dal signor Braschi. Punizione per Totò. Rappa quasi allo scadere del 18° minuto. Palla fiondata dalle parti di Bonello che prova ad arrivare, non ci riesce. Sarà rinviato al fondo per Gaetano Dolenti. E va a rinviare il numero 1 della seconda forza del campionato. Stacca Costamagna, poi Di Romana la rigioca, poi Osvaldo sbilancia Bonello, ancora una volta ben piazzato Braschi che dice ho visto tutto io e ha visto ancora una volta benissimo. Calcio di punizione. Tanto iniziano a farsi sentire gli ultramontanari giunti fino a qui. Guadalupo non riesce a anticipare Rappa che poi si scontra con Di Romana che si becca anche l'ammonizione. Fibraschi lo dice chiaramente, era in ritardo. Non ha saputo frenare il numero 15 del Camarat, che dunque è il primo a finire sul taccuino dei cattivi. Fin qui partita estremamente corretta. La punizione per Rappa, cercando a destra Torres che la mette subito di prima. Dolenti in qualche modo contro Bonello, è riuscito comunque a prenderla nonostante il fallo del numero 8 della Parmonval. E punizione Camarat. Batte Dolenti. Pierce la sistema, Osvaldo. L'arbitro ravvisa un tocco di mano del capocannoniere del campionato e allora punizione Parmonval. Piscopo costretto ad anticipare la giocata perché c'era Pierce in pressione, palla in fallo laterale. Subito Cuffaro.
decide di andare verticale. Osvaldo riesce a passare su Piscopo, arriva Costamagna che gliela mette in fallo laterale, prova a salire metro per metro la Parmonval, il Camarat. Di Romana assorbe il contatto, poi cambia gioco dalle parti di Cracchiolo che la controlla. Guadalupo non sa a chi darla, si rifugia indietro da Mirabelli. Miano alza la testa, torna da Guadalupo che la controlla. Ora 1 contro 1 con Russo. Guadalupo, la sterzata, la palla messa dentro l'area di rigore, interviene ancora Costamagna, poi subentra Pane, Pisciotta, l'appoggia ancora da Guadalupo. Da fermo Guadalupo, verticale a trovare Pane, gran palla questa, Pane torna indietro, serve Cracchiolo, Cracchiolo col cross, arriva in area, Osvaldo l'appoggio, chiuso, poi Di Romana col tiro, la palla bloccata da Tarantino, bella azione del Camarat. Primo tentativo dunque per la squadra di Fabrizio Cammarata, proprio anche con l'unico giocatore fin qui ammonito. Occhio ad Osvaldo, spalla alla porta, prova a tenerla, sempre Osvaldo in mezzo a 2, Osvaldo propone il cross, Piscopo in angolo. Inizia a accelerare la squadra ospite. La bandierina sempre Pane. Grappolo di uomini all'altezza del dischetto del rigore vicino all'area piccola. Parte Pane con la palla che spiove, Pierce prova a staccare ma ha commesso fallo su Piscopo, allora punizione per la Parmonval. Qui intanto si perde qualche secondo per la battuta della punizione da parte di Tarantino. Il signor Braschi va a segnalarlo all'estremo difensore della squadra palermitana che va a rinvio verso il cerchio del centrocampo. Di Romana, poi Osvaldo, poi Pierce, Guadalupo preso in controtempo. Russo alla giocata per Torres, palla lunga, Cuffaro la lascia uscire fuori, non può arrivare Bonello. Qui Bonello va ad ostruire irregolarmente la battuta della punizione. Scusate, della rimessa, non della punizione ovviamente. Mirabelli, Cuffaro può accelerare, questa volta Bonello arriva in ritardo, allora Cuffaro, palla lunga di testa Costamagna, Piscopo, Pane col palleggio elegante dalle parti di Mirabelli. Guadalupo sovrappone Cracchiolo, Guadalupo prova ad andare da solo, finisce per perdere il pallone, allora attenzione all'avanzata di Torres. Torres in mezzo a 2, basta Mirabelli per fermarlo e allora Guadalupo può prendere metri, sempre al piccolo trotto l'ex Primavera del Palermo che poi tiene palla contro Torres, la scarica indietro dove ci sono Mirabelli e ora Pane. Cuffaro, Miano, appoggio a Mirabelli, Osvaldo, ancora dall'ex Castronfavara, Osvaldo va a lanciare, c'è Pisciotta, partito in fuorigioco.
Tarantino va alla battuta, colpo di testa, poi arriva Di Romana, forse rappa con un braccio di gioco, comunque perché la palla c'è Osvaldo. Pierce trattenuto da Costamagna, l'arbitro lascia giocare qui. Secondo il metro che ha tenuto finora questo doveva essere fischiato e ravvisato. Miano taglia la strada a Zerbo che poi continua a lottare. È rimessa per il Camarat. Pisciotta, spalla alla porta, controllo, poi l'intervento di Birardi, rimessa Camarat. Pierce in mezzo a due, riesce in qualche modo a gestirla, poi Pisciotta al duello con Pisco, poi arriva Osvaldo in mezzo a due, l'arbitro fischia a favore del 17 ospite. È Osvaldo che batte subito perché si è sganciato Guadalupo. Guadalupo con la scivolata di Buscetta, allora può avanzare Guadalupo, un po' più indisturbato di prima. Guadalupo sul fondo, uno sguardo in mezzo, interviene. Pisco può salvare, calcio d'angolo. Qui non è stato forse abbastanza pronto ad approfittare della scivolata del suo avversario Guadalupo. E allora occhio al terzo tiro dalla bandierina per il Camarat, sempre con Michele Pana alla battuta. E sempre col traffico nel cuore dell'area di rigore. Arriva anche Osvaldo, ma si va in mezzo, anzi con Di Romana. Non era Pane questa volta. Ancora Di Romana che va a lottare con Russo, il quale protegge il fallo laterale che in effetti è suo. Qui chiede coraggio ai suoi Marco Vittorietti. Squadra che sembra grintosa come sempre, ma anche con quel timore che penso sia abbastanza inevitabile nell'affrontare una squadra che ha un potenziale offensivo di un certo tipo e anche una condizione fisica e mentale di un certo tipo. Guadalupo controlla a seguire di Osvaldo che riesce a entrare nel rigore, mette in mezzo il pallone, Birardi la lascia scorrere, poi deve affrettarsi sull'arrivo di Pisciotta, palla calciata lunga, Cuffaro resiste anche all'arrivo di Zerbo, si rifugia da Miano che è sempre una buona idea. Miano, scavalcato Pisciotta che poi prova ad inseguire perché sta arrivando anche Pierce, e allora Birardi col lancio che rimane in campo, Miano non la fa rimbalzare e fa bene. Pierce, colpo di testa di Piscopo, arriva comunque dalle parti di Tarantino. Buscetta, Costamagna costretto a spazzarla via, stacca Mirabelli, poi rappa con un aggancio magnetico sul pallone e poi palla sventagliata dalle parti di Russo, anticipato da Cracchiolo, ma la palla è ancora buona per la Parmoval con Torres che la fa scendere e calcia alta sopra la traversa. Pretenzioso il tentativo di José Torres, sicuramente ben voluto e ben apprezzato dai suoi compagni per quel salvataggio strepitoso nel finale contro l'Unitas Sciacca, salvataggio sulla linea a porta sguarnita che ha consentito alla Parmonval di arrivare a questa gara con un punto in saccoccia dall'ultima trasferta di questo campionato. Pisciotta di testa, Guadalupo controlla in qualche modo, poi riesce ad evitare Torres con eleganza, arriva Cracchiolo, la palla è per lui ancora una volta in controtempo. Tanti errori di questo genere in casa Parmonval, in casa Camarat nel corso di questa gara. Rappa per addomesticare il pallone, che non è mai semplicissimo su questo fondo. Buscetta, in una delle rare proiezioni offensive della sua partita, interviene Mirabelli in anticipo su Torres, sarà fallo laterale, scaduta da qualche secondo la mezz'ora. Sempre 0-0 allo Monaco, con la Parmonval che fin qui sta avendo ottimo gioco. Russo, questa palla messa verso l'aria, Pisciotta di testa dove c'è Rappa che arriva prima anche di Pierce, però guadagna un fallo laterale con la sua pressione individuale il bomber argentino ex Montelepre.
Rimessa per Lautaro Di Romana. Pisciotta ancora per il 15 che propone questa palla verso l'area, colpo di testa di Russo, poi scivola Osvaldo, non si sbilancia Di Romana che poi riesce a recuperare su Torres in questo duello tutto sudamericano. Cracchiolo riesce ad evitare un avversario a spezzare il raddoppio, qui Cammarata voleva la palla centrale per Di Romana che aveva spazio poi per impostare. In ogni caso è rimessa per la squadra di mister Vittorietti che continua a stimolare i suoi ragazzi. Qui Miano, buona guardia su Zerbo, la palla pericolosa su Dolenti, poi interviene Russo e giallo. Qui Zerbo ammonisce il suo compagno dopo che anche il direttore di gara ha preso il provvedimento disciplinare. E Dolenti a rinviare lungo, cerca l'inserimento da parte di Pisciotta, Birardi però con la testa appoggia a Tarantino. Va subito da Bonello. Birardi per Tarantino, scivola Pierce che poi prova a ringhiare sul portiere, poi anche Di Romana scivola, allora Rappa. Zerbo, palla per Bonello, converge il numero 8 che adesso ha spazio. Bonello prova ad andare in area di rigore dove c'è Torres, la palla sguscia via, non la tocca nessuno, allora Torres la deve rigiocare, prende il centro, calcia Torres. Dolenti in due tempi la blocca. Palla lunga adesso dall'altra parte, Piscopo la appoggia per Tarantino. La fionda subito il portiere della Parmonval che vuole dare ritmo all'attacco dei suoi, un po' sbilanciato il Camarat, allora prova Bonello a spezzare il raddoppio, l'arbitro fa giocare e anche qui decisione corretta, che Bonello ormai aveva perso la palla, ha provato a infilarsi in mezzo a due e a ottenere il fallo, non c'è riuscito. Cuffaro, Osvaldo ancora per il suo terzino destro, un po' in difficoltà comunque in questa fase. Mirabelli per Pane, ancora Mirabelli, nuovamente per il suo playmaker, verticale, Pisciotta prova a passare, resiste alla carica di Piscopo che spende il fallo. Pane, Osvaldo prova a puntare Birardi, Osvaldo se l'ha riportato al sinistro, ancora Birardi su di lui, resiste l'argentino che propone questa palla un po' svirgolata di testa Russo dalle parti di Cracchiolo. Di Romana, Mirabelli non vuole forzare il Camarat, Mirabelli va da Miano che conduce la palla oltre la linea metà campo. Mirabelli ancora, stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, molto equilibrato, 0-0, risultato giusto fino a questo momento anche per le poche palle gol annotate. Miano cerca di andare fiondato dalle parti di Cuffaro, Cuffaro in mezzo a due, lo ferma Bonello che poi lancia ancora in avanti Miano in anticipo su Zerbo. Di Romana, Pane, calamita il pallone, poi va a lungo, troppo lungo però. Allora Tarantino con la gestione. Ricordo ciò di cui ci siamo occupati anche su sportisili.it, ovvero sia i calcoli, i primi calcoli per la conclusione del campionato, almeno per quanto riguarda la lotta al vertice per il titolo di campione dell'eccellenza Girone A. Camarat che ha la possibilità di tenere ancora aperto il campionato evitando la sconfitta qui a Palermo. In caso di sconfitta dei montanari in questa partita, a Licata basterà vincere una delle prossime 4 partite per laurearsi campione, magari già a partire da domani, quando Aldino Liotta arriverà il Montelepre. Rappa,
Cuffaro in qualche modo, poi Pisciotta, arriva prima di Birardi, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, non ce la fa. La rimessa è per Piscopo. Battuta lunga di Piscopo, di testa Cuffaro, poi Pisciotta la tiene in campo ancora l'ex tra le altre del Marineo del Cus Palermo. C'è fallo poi di Osvaldo proprio sul numero 5. Va a chiedere scusa Facundo Osvaldo. E Rappa che va alla battuta, lunga per tutti, arriva Dolenti. Un po' di storie tese tra Miano e Bonello. Avanza proprio l'esperto difensore centrale Guadalupo. Suolata per provare a premiare Cracchiolo, poi la palla esce, rimessa per il Camarat. Mirabelli. Cuffaro, controllo non perfetto, infatti deve affrettare la giocata, prova ad arrivare Pierce che poi si arrende. Buscetta, verticale di testa Torres, poi Bonello anticipato anche dal suo compagno, la palla carambola, la riconquista Osvaldo che resiste a Rappa. Osvaldo, tocco per Guadalupo, 1 contro 1 con Buscetta, arriva anche Torres a raddoppiare, Guadalupo intercetta Buscetta, no, perché l'ultimo tocco è del 20 ospite. Allora si parte dal fondo. Tanto il signor Braschi va a colloquiare con la panchina del Camarat, sia con mister Cammarato che col direttore generale Privitera, particolarmente animati nelle proteste. Si può riprendere a giocare, ultimi 6 più eventuale recupero. Al momento non sembrano esserci gli estremi affinché venga accordato. Cracchiolo contro Correa, poi la palla viene riconquistata proprio dal numero 9 della Parmonval, Zerbo con la sponda, interviene Mirabelli direttamente in fallo laterale. Palla che arriva. Rimessa di Buscetta dalle parti di Torres che controlla in mezzo a 2, alla fine la perde. Di Romana va a lungo, il velo di Osvaldo per Pierce che cerca di andarsi a riprendere la palla, serve Guadalupo, palla d'esterno di prima a cercare Osvaldo. Osvaldo! Sul fondo, la più nitida palla gol della partita, sul mancino di Facundo Osvaldo. Prima volta in tutta la partita in cui la Parmonval presta il fianco e alla fine per poco non puniva Facundo Osvaldo. Pallone uscito veramente di un soffio. Tanto rinvio di Ciccio Tarantino
di testa Torres, poi prova a controllare Di Romana che arriva prima di Correa, pallone che si impenna dalle parti di Pierce e di Buscetta, tocco dell'argentino. Torres, non perfetto, poi Di Romana, fermato da Rappa, ancora chance per Torres che la gioca questa volta alta e lunga, dove c'è Cuffaro che controlla, si impegna per tenere la palla in campo, non ci riesce. Rimessa per Piscopo che ha la gittata lunga da sfruttare. Bonello, rimbalzo non perfetto del pallone, poi si torna da Piscopo, di testa Miano, poi Piscopo forse con un braccio su Pisciotta, l'arbitro lascia giocare. Birardi contro Osvaldo, arriva anche Rappa, Russo allarga qui Guadalupo per poco, non anticipa, allora attenzione a Torres che ha spazio ma sbaglia il tocco. Ritrova però il pallone, va in mezzo, Zerbo non riesce a controllarla, allora Miano spazza via. Poi Costamagna in fallo laterale, no perché la tiene Guadalupo in campo. Guadalupo, Pane, Di Romana e ancora a palleggiare con calma. Non vuole affrettare Mirabelli, che poi va da Cuffaro. Miano, Mirabelli. Cracchiolo, alza la testa e sventaglia, va dalle parti di Pierce, troppo lunga la palla per lui. Rinvia Tarantino, prendendosi quasi tutti gli 8 secondi a sua disposizione. Miano di testa, Pisciotta non la tiene in campo, allora sarà fallo laterale per la Parmonval. A 2 minuti dallo scadere dei primi 45. Vedrà ancora Simone Piscopo con le mani. Controllo di Correa, poi arriva Pisciotta che la rilancia in avanti. Rappa col controllo, ad aggirare Osvaldo. Birardi, Bonello, Rappa. Rappa alza la testa, cerca di fiondare, sbaglia il lancio. Si arrabbia con se stesso il capitano della Parmonval. Poi Dolenti ci ripensa, stava per rilanciare. Va corto Damiano. Dolenti va a lanciare, cerca la corsa di Pisciotta, arriva prima Birardi, poi sulla seconda palla c'è Buscetta. Di Romana con l'intercetto. Guadalupo prova a far correre Osvaldo, Osvaldo in area, Osvaldo con la palla in mezzo, prova ad arrivare Pisciotta, la palla è uscita, ma qui l'errore di lettura da parte di Osvaldo che ha cercato l'assist quando forse aveva anche luce per calciare in porta. Si salva la Parmonval anche in questo caso. A 35 secondi dallo scadere del 45esimo minuto. Tarantino va a battere. Stacca Bonello. Poi Cuffaro un po' indeciso da farsi, alla fine la mette più lontano che può, direttamente in fallo laterale nonostante il tentativo di Pisciotta. Bonello con le mani su Zerbo. Zerbo, spalle alla porta, si aggrappa alla maglia di Cuffaro, poi cerca di liberarsi, alla fine l'arbitro punisce il numero 7 della Parmonval, poi Bonello si allaccia con Pane. Qui Rappa e Zerbo a provare a far valere la loro esperienza. Siamo già a 45esimo scaduto. La punizione per Gaetano Dolenti. La battuta di Dolenti proprio prima dei due fischi con cui si chiude il primo tempo. È 0-0 al Francolo Monaco
tra Parma Valle e Camarat, poche emozioni da una parte e dall'altra, l'occasione più nitida ce l'ha avuta al 40esimo Facundo Osvaldo, ma in ogni caso ottimo primo tempo anche della squadra di Vittorietti che sta legittimando questo pareggio. Noi adesso come di consueto andiamo con le immagini dai campi targati sportivi, poi torniamo qui per il secondo tempo di Parma Val Camarat. Mentre qui intanto c'è un lancio sul quale interviene Lo Piparo, poi Di Maria, subito per l'1-0, subito il capitano a mettere il timbro, a mettere la firma, 1 minuto e 11 secondi, Marco Di Maria, 1-0 Mistral. Cassata va da Leto, c'è il blocco di Cascino, la palla è per lui, quasi un backdoor cestistico, miracolo da parte di Ciccio Di Liberto. Punta la Barbera, prova a saltarlo, usa il fisico, la Barbera lo ferma, poi Mendola non riesce a scorrere, Cassata! Pareggio Cus, ruba, spara, segna, salvo Cassata, da capitano risponde al capitano, 1-1. Cassata, Cascino, punta ancora la Barbera, sterzata, Cascino, Giangrande subito, verticale, grande intervento di la Barbera, poi non riesce Leto a servire Cassata, occasionissima Cus. Può stare da ultimo, tocca la Torre che recupera il pallone, la Torre vuole attaccare da fermo, appoggia Fuentes e zona tiro, colpisce l'incrocio dei pali e palla fuori, si presenta così alla partita Fuentes. L'aria fermato regolarmente proprio da Giangrande che prova ad involarsi, è un 3 contro 2 su lata di Giangrande, Cassata toccò lì sotto, bravo qui Di Liberto su Scalavino. Blocca Orlando, palla per Dell'Aria che ha spazio, Dell'Aria contro Scalavino, serie di finte, Dell'Aria sul fondo, dentro! E la palla che colpisce in pieno la Torre, ma non va in porta. Va Dell'Aria prima di Giangrande che però resiste, ancora Giangrande prova ad andare, c'è solo in area Grammatica, la palla è per lui, la parata, doppia parata di Liberto, a dire di no a Grammatica. In questi primi 10 minuti e 40, ma attenzione a Scalavino, Cascino dopo la solata, Cascino, sterzata, ancora Cascino, palla per Grammatica, zona tiro con deviazione, palla sul palo, pallone che rimane lì Cascino, non riesce a approfittarne. Al piccolo trotto contro Cascino, sterzata e destro, deviato, c'è Orlando che salta Lo Piparo e fa 2-1, il gol di Orlando che poi esulta e riporta avanti i suoi. Attenzione alla ripartenza del Cus con Francavilla che arma Giangrande, cerca il secondo palo 2 volte, questa volta però va in porta e la trova in pieno, 2-2, il gol di Filippo Giangrande per il pareggio. Arriva il blocco del capitano, ancora a cercare di liberare il suo numero 8 che poi va, spalla alla porta da Mendola, golasso di Mendola che sente il contatto, lo aggira e fa 3-2 subito per il Mistral. Di fiato ne devono prendere le due squadre. Di Liberto lungo sulla traversa, poi Mendola non è riuscito a ribadire in porta, mentre Di Liberto la gioca, non si fa ingolosire, quindi si gioca 4 contro 3, 40 secondi alla fine del primo tempo, la Torre due volte Lo Piparo, Murò, palla dentro la Torre, in qualche modo la controlla ancora la Torre, 2 volte Lo Piparo, poi va giù nel contatto con Scalavino, tutto regolare, come a regolare il 10, poi Cassata, Scalavino, calcio con la punta, deviazione di Liberto, non sappiamo come l'ha presa, ma l'ha presa. Qui Dell'Aria, prova ad andare in velocità, Dell'Aria passa dall'altra parte ma intercetta tutto Badalamenti, Dell'Aria però riconquista, Dell'Aria suolata, Dell'Aria con caparbietà, con voglia e senza perdere l'osso, senza perdere di vista l'avversario, firma il 4-2 e il primo doppio vantaggio per il Mistral. Con Mendola che prova ad agganciare, poi Leto attende il rimbalzo e se la riprende, Leto sulle manone di Di Liberto, palla in angolo. Fuentes con la ruleta su Pace, ancora Fuentes, gran giocata Fuentes, ancora Fuentes, non trova la porta, è arrivato forse stremato al tiro. Ancora 1 contro 1, Murò, il palo, stava per spaccare la porta, salvo Murò. Francavilla, serie di isolate, poi tocco per Pace, ancora Francavilla, a terra di Liberto che riesce in qualche modo a prendere pure questa. Qui la pressione su Fuentes, fallo di Giannusa, tiro libero
E Murò contro Lopiparo, 28 secondi alla fine. Fischiano gli arbitri, la rincorsa di Murò, il destro! E il 5-2 che chiude i giochi lo firma Salvo Murò. Sono 5 partite, sono 5 finali per Camarat e Don Carlo Misurmeri. Vietato sbagliare in questo rush finale che può consegnare tanto ad entrambe le squadre. Benvenuti qui al video di Marco di Cammarata per la gara tra biancazzurri e in teoria biancorossi, anche se oggi sono con un completo blu scuro. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. La scelta di Mister Napoli, ancora qua col pallone al centro per Pierce. La parata di Salvo, la torsione di Nacho Pierce. Insiste Osvaldo, pallone messo al centro, Pierce! Un'altra volta con la testa, un'altra volta vicino all'1-0, Nacho Pierce. Occasione biancazzurra, pallone in aria, Guadalupo qua vuoto. C'è Pierce ancora, Pierce bloccato, Guadalupo raccoglie Pisciotta! È tutto buono, Camarat avanti! Lotta Guadalupo, alla fine il pallone è passato, occhio! Buco nella difesa del Camarat, c'è Canitano che mette al centro, chiude Paio, ancora Canitano, a rimorchio, di fatta, può andare allo spazio destro! Esce! Guadalupo, dalle parti di Pierce, tutto buono, il controllo un po' meno, ma può andare il numero 9 che rimette subito al centro questo pallone che passa! Errore incredibile di Salvo, shot di Pierce! Due volte murato, non la terza, se ne va il 7. Poi l'1-2 funziona, Pisciotta in aria, Pisciotta al centro, Pierce! Colpisce male, forse non se l'aspettava più, vicino al 3-0 del Camarat, parte subito di Salvo a Don Carlo. Guadalupo ancora, pallone che arriva al centro! C'era Pisciotta che sul secondo palo stava per ribadire nuovamente in gol. E adesso il rilancio con le mani che arriva in aria, tutti a vuoto. Occhio alla rovesciata tentata lì in area piccola. Pane va direttamente in porta di Salvo e poi anche il palo. Insiste il Camarat, prova a uscire a Don Carlo, il tiro lontanissimo, va provato nuovamente da Pisciotta con Di Salvo che in due tempi deve far la sua. Occhio a Pierce, pallone buono, si gira poi qua Pisciotta e poi Pierce lotta, prende posizione Pierce che scavalca poi il suo avversario. Che lavoro di Pierce, poi Guadalupo bloccato dal fango, ancora Camarat, Pierce è in aria, Pierce va con sinistra al centro, si blocca il pallone, incredibile, si è bloccato il pallone nell'area piccola di Romana. Osvaldo mette al centro di Salvo in calcio d'angolo, Guerrero in aria, c'è anche Guadalupo per il Camarat, pallone al centro, Miana vuoto e c'è la rete, proprio Kevin Guadalupo! Arrivano ora i tre fischi, il Camarat vince ancora, continua la corsa verso i playoff, verso il sole. Don Carlo battuta con merito dai biancazzurri che continuano a sognare. Ottimo scambio di tacco, il numero 7 Niceta, poi pallone che praticamente arriva in porta, grande occasione per Manzella, pallone tra i piedi di Manzella che va per la porta, troppo alto per il tiro, palla tra i piedi di Manzella che scambia con Niceta, ancora Manzella per un soffio, non riesce a sbloccare il match. Aggancia Manzella, che prova a farsi strada e appoggia verso Villardita che poi mette in mezzo.
grande occasione per la TF. Sistori va per il lancio lungo a cercare Manzella, che riesce ad agganciare il pallone e a tu per tu con l'estremo difensore della Renzolo Piccolo non riesce a batterlo, però bastante pallone la Renzolo Piccolo nel frattempo, e scatta col suo numero 9 sulla corsia di destra e fa venire un brivido. Corner battuto e poi pallone che finalmente si insacca dentro. Va in vantaggio la TF. Riesce ad agganciare nuovamente il pallone Villardita, che prova a mettere la palla in mezzo. Poi ancora palla tra i piedi di Villardita, che mette nuovamente il pallone in mezzo. Poi tiro, e manca lo specchio della porta. Palla ancora che prova ad affondare sulla corsia di sinistra, poi pallone in mezzo, Villardita raddoppia con un gol bellissimo, raddoppia il vantaggio la TF, lo troverà più riprese pronto. Nel frattempo calcio d'angolo per la TF, corner battuto e poi pallone che si insacca dentro per il 3-0 della TF, doppietta di Lapadula, grandissima partita per il giocatore. Corner battuto e poi altro pallone che si insacca dentro. A segnare stavolta il numero 3 Pisano, va per servire Troia. Poi palla che rimane tra i piedi della TF con Mancuso che lotta per farsi spazio, palla che resta ancora lì, poi tira Troia e anche il numero 19 Paolo Troia si unisce alla festa gol della TF. Pronti a riprendere per il secondo tempo di Parma Val Camarat, anticipo della 27esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A, con il primo giro al pallone di questa ripresa che verrà dato proprio dalla squadra ospite. 0-0 come vedete in grafica dopo i primi 45 minuti. Il signor Braschi di Trapani dà il via alla ripresa, quindi rimettetevi comodi che inizia il secondo tempo qui dal Franco Monaco di Palermo. 0-0, poche palle gol, poche emozioni, tanta lotta, tanta intensità, anche tanta tattica, va detto. È 0-0 che fino a qui rispecchia l'andamento della partita, con gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo e iniziano il secondo, quindi formazioni con la Parma Valle che si schiera col suo 5-3-2, in porta c'è Tarantino, i centrali sono da destra a sinistra Buscetta, Costamagna e Piscopo, il laterale destro è Torres, il laterale sinistro è Birardi, in mezzo al campo Bonello con Rappa e Russo, in avanti Zerbo con Correa, risponde il Camarat con il suo 4-2-3-1, in porta Dolenti, i difensori centrali sono Mirabelli e Miano che adesso gestiscono il pallone, terzino destro è Cuffaro, terzino sinistro è Cracchiolo, a centrocampo di Romana con Pane, mentre qui attenzione a Guadalupo che l'apparecchia per Osvaldo. Pane, palla dentro a cercare Piris, posizione regolare esce Tarantino, completo la formazione del Camarat con appunto Osvaldo, Guadalupo e Pisciotta sulla tre quarti a sostenere Nacio Pierce. Prova a partire adesso la Parmoval sull'auto di sinistra, qui Bonello prende in controtempo Zerbo. Di Romana, che è uno dei due ammoniti della partita, l'altro giallo è stato sventolato dal signor Braschi a Russo. Cracchiolo va giù, calcio di punizione, fallo di Torres. Pane, Di Romana, Pisciotta, palla messa in mezzo, Costamagna, sempre puntuale. Piscopo va a lanciare più lontano che può, Miano la fa rimbalzare, poi si appoggia a Dolenti di testa, non corre rischi. Qui intanto Dolenti che lamenta il fatto che non si veda la linea del limite dell'area di rigore.
Ne approfitto per andare a vedere le due panchine. Il secondo portiere Minini, poi Tartamella, Noca, Contessi, Cannizzaro, Messina e Druetta per la Parmonval. Poi dall'altra parte il Camarat col secondo portiere Lombino, poi Osavie, Guerrero, Infantino, Marchica, Spinelli, Di Marco, Serio e Carta. Qui Tolenti che parla chiaro anche con Zerbo, dice non sapevo se uscire oppure no su questa palla. Si può riprendere. Dall'alto chiaramente la visuale è ben diversa, la prospettiva è ben diversa, ma è la stessa cosa che è successa, ad esempio, non so se ricordate voi amici di Sportisiri, qualche settimana fa una partita del settore giovanile dell'Athletic della TF, ma in quel caso il problema erano le condizioni di visibilità. Dall'alto si vedeva chiaramente in un modo, con una certa luminosità, anche perché dove ci troviamo noi a riprendere la partita siamo anche vicini alle Torre Faro, quindi c'è una visibilità diversa. Dal pelo d'erba, o meglio dalla terra del Francolo Monaco, è un po' diversa la situazione. Zerbo con l'ottimo controllo a seguire, pattina sul campo, poi resiste alla carica di Pane. Rappa sbilanciato da Osvaldo, l'arbitro fischia. Le proteste di Osvaldo, le proteste di Mirabelli, ma l'arbitro ha ormai preso la sua decisione. Calcio di punizione in favore della Parmonval, con Totò Rappa con questa apertura d'esterno a destra per Torres. Qualche problema nel controllo, palla messa in mezzo, c'è il colpo di testa! Bonello dalle retrovie, non visto dai difensori del Camarat. Quinto minuto e 20 secondi nel secondo tempo, avanti la squadra di Vittorietti, 1-0. La rete di Bonello, uno dei più pericolosi già nel primo tempo, soprattutto per quanto riguarda anche la sua disposizione tra le linee di centrocampo e di attacco. È stato bravo qui a restare praticamente nascosto alle spalle della linea difensiva del Camarat. Colpo di testa vincente e avanti la squadra palermitana. E sicuramente a Licata qualcuno avrà esultato alle parti di Licata nel vedere questo gol di Bonello. E adesso è ancora più in salita la strada per il Camarat, mentre mister Cammarata è andato a protestare col signor Braschi, probabilmente per il contatto che ha portato al fischio arbitrale. Un parere personale, fischio evitabilissimo, ma se decide così il direttore di gara è parere insindacabile, legge insindacabile sul terreno di gioco, l'ultima parola va sempre all'arbitro. Cuffaro prova a spingere proprio contro Bonello, che lo ferma, gli porta via il pallone, poi Rappa addosso all'avversario, rimessa Parmonval. E qualora maturassero, questi sarebbero 3 punti pesantissimi per la Parmonval, che, ricordo, oggi gioca, domani sta lì a guardare quello che succede nel derby tra Accademia Trapani e Castellammare. Scusate, sì, tra Accademia Trapani e Castellammare si gioca al Roberto Sorrentino. Il direttore di gara ferma il gioco, c'è Zerbo a terra, Mirabelli va a protestare furiosamente contro il direttore di gara.
Qui si rialza Zerbo. Miano con la palla che va direttamente in fallo laterale. La rimessa, qui intanto, se ho visto bene, richiamato Marchica da mister Cammarata e dal suo staff, dovrebbe essere questa la prima mossa. Anche dall'altra parte è pronta una mossa, almeno così sembra. Tanto il direttore di gara ammonisce Piscopo per la perdita di tempo nell'ammonizione, quindi terzo ammonito della partita dopo Di Romana e dopo Russo. La battuta di Piscopo con le mani, adesso si può giocare, la palla rimbalza dalle parti di Cuffaro, Osvaldo di testa con la sponda. Pane, Guadalupo, subito pressato, scarica su Mirabelli. Cracchiolo. Pane. Verticale per Pisciotta che viene a prendersi il pallone, poi incespica. E allora Russo per Rappa. Bonello, palla che rimbalza su un altro giocatore della Parma, vuole venire conquistata dal Camarat. Osvaldo, Cuffaro cerca Pisciotta, serie di rimpalli, la palla torna dalle parti del Camarat per la battuta di un fallo laterale. Pane fa correre Cracchiolo a sinistra. Cracchiolo intercettato il suo passaggio a Torres, non lo va ad affrontare Mirabelli, allora riparte la Parma, arriva Zerbo e arriva Correa. Arriva anche Cracchiolo a dare fastidio a Torres, che prova ad andare sul fondo. Torres, raddoppiato anche da Pane, va a terra, l'arbitro fischia. Imbeccato dal secondo assistente. Calcio di punizione, qui raddoppio troppo aggressivo da parte di Michele Pane, calcio di punizione. Qui si perde tempo perché va tolta una palla che si trova dall'altra parte del campo. Tanto sull'altro campo è sempre 0-0 tra Partinico Audace e Unitas Sciacca, naturalmente risultato che interessa alla Parma alla Camarat in chiave playoff. Ma intanto occhio alla punizione di Russo, palla in mezzo, non riesce a indirizzarla Piscopo, poi Cracchiolo la fa uscire, rinvio dal fondo. E c'è il cambio, il primo per il Camarat, esce Pisciotta, entra Marchica, minuto 57. Si va a sedere Pisciotta, non la sua migliore partita, per usare un eufemismo, con la maglia del Camarat per il numero 7. Cracchiolo prova a far correre Guadalupo, ma la palla è brutta e allora Torres riconquista. Zerbo, dove c'è Osvaldo. Osvaldo in mezzo a tre riesce a spezzare questo raddoppio e andare da Pane. Palla lunga dall'altra parte, prova ad arrivare Pierce, ma c'è Tarantino con l'uscita.
Lungo Tarantino, fiondato alle parti di Rappa che deve inseguirla ma non la trova. E allora rimessa per il Camarat. Mirabelli per Miano. Palla non semplice per Cuffaro in mezzo a due, alla fine arriva Bonello, gliela porta via. Poi Marchica con raddoppio, ma la palla è della Parmonval. Allora con le mani Birardi. Palla che rimbalza dalle parti di Russo che ha spazio, colpisce di testa, Mirabelli addirittura col tacco, ma la palla rimane in aria. Zerbo interviene, c'è Dolenti. Dolenti con rilancio dalle parti di Pirsi, ma la palla esce in fallo laterale. Palla addirittura nel parcheggio. Rappa. Torres. Lungolinea per il Russo che prova a far ripartire il suo compagno a destra. La palla però esce male, più dal polpaccio che dal piede destro di Russo. E allora è rimessa Camarat. Mirabelli. Dolenti, la vuole anche lui la palla per cercare di affrettare, di abbreviare i tempi di scalata verso la metà campo avversaria. Qui Bonello prova a riconquistare, c'è anche Birardi, pallone lanciato lungo, fallo di Birardi, punizione Camarat. Dolenti, ricevuto da Pane, palla adesso per Mirabelli. Miano. Cuffaro, controllo non perfetto, palla lungolinea, prova ad arrivare e ci riesce Marchica, poi non si capiscono, Mirabelli e Cracchiolo sbagliano e rimessa Parmonval. Torres riceve da Correa che ha lavorato bene, spalla alla porta, Torres blocca Dolenti senza grossi problemi. Guadalupo. Di Romana, Mirabelli, Miano. Cracchiolo, anzi Cuffaro, palla lunga, cercare Pierce, interviene Buscetta. Poi Pane controlla, la prolunga con la testa, Di Romana in mezzo a due, prova a giocarla, arriva anche Rappa, fallo di Romana su Rappa. Scaduta l'ora di gioco da qualche secondo, quindi mezz'ora più recupero alla fine, punizione per la Parmonval sui piedi di Rappa. Va a sinistra da Birardi che la gioca di prima come ha fatto Torres in occasione del gol di Bonello. Poi lotta Bonello anche lottando contro Russo. Poi Pane, Guadalupo, il controllo, Pane, Di Romana, ancora Pane, va da Guadalupo. Guadalupo ha visto all'altra parte Osvaldo, la palla è per lui, tocca Bonello ed è decisivo qui nell'evitare l'intervento di Osvaldo. Anche in fase difensiva si fa notare Bonello che poi lancia più avanti che può. C'è Correa, ma c'è soprattutto Cuffaro che gli porta via la palla. Cuffaro prova ad andare sul fondo, lo ferma ancora Bonello che poi va a contrasto con Marchica, fallo di Marchica, punizione Parmonval. Bonello protagonista assoluto della partita. Tarantino va a lanciare dalle parti di Zerbo, stacca il numero 7, dalle parti però di Dolenti, che cerca di accelerare, cerca di correre con la palla in mano per abbreviare anche lì. Mirabelli, Miano, Cuffaro, Marchica subito di prima, Pierce cerca la sponda, non la trova, arriva Cuffaro, la palla è della Parmonval.
Protestano i giocatori del Camarat e anche mister Cammarata in panchina. Qui Correa a lottare, lo ferma Pane. Poi Marchica, si gira bene Osvaldo che prova a accelerare contro Rappa. Osvaldo con la tecnica, se la allunga troppo però. Rappa, c'è il contrasto di Osvaldo, fallo di Osvaldo. Punizione per la Parmonval. Con Totò Rappa alla battuta. Lancio sulla stessa banda a cercare Birardi, colpo di testa dalle parti di Correa che può controllare, va a calciare, tiro svirgolato che finisce dalle parti di Dolenti. Di Romana prova a lanciare per la corsa di Pirsa, attende però lì il pallone Tarantino. Qui troppa fretta, troppa frenesia da parte di Lautaro Di Romana. Colpo di testa da parte di Bonello, poi Miano in fallo laterale. Tanto sta per preparare un'altra mossa il Camarat, per il momento soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti. Dall'altra parte Marco Vittorietti. Qui la palla rimane in campo sul palleggio di Bonello che non guadagna fallo, allora si gioca. Marchica, pressato e fermato da Torres, poi Mirabelli per Cracchiolo che a metri da andare a prendere palla al piede decide di rallentare e di andare ancora dal suo capitano. Pane sbaglia perché esce bene Piscopo. Poi palla lungolinea ancora intercettata da Pane. Lancio lungo a cercare nuovamente la corsa di Pirsa, ma ancora lì Tarantino. Non ha sbagliato una lettura il portiere della Parmonval, che poi va da Bonello, finta di corpo e può andare Bonello, tocca Cuffaro, fallo laterale. È pronto il cambio per il Camarat, con l'ingresso sul terreno di gioco al posto di Guadalupo di Guerrero Pereira. Dunque seconda mossa da parte di Fabrizio Cammarata, quasi a metà del secondo tempo, 22esimo appena iniziato. Birardi lungo dove c'è Dolenti che cerca di non farla neanche rimbalzare. Cracchiolo, Mirabelli e Dolenti che vuole portarla su, scortato dai suoi due centrali. Lancio dalle parti di Marchica che prende il tempo a Torres, lo scontro con Torres che si oppone, Buscetta mette in fallo laterale, si riaffaccia adesso in avanti con una certa pericolosità la squadra di Cammarata. Mirabelli, Miano, c'è Dolenti che addirittura varca la tre quarti, va a lanciare, colpo di testa di Rappa dalle parti di Romana che non riesce a appoggiare, c'è però Pana accanto a lui. Cracchiolo, Guerreiro fermato, rimessa Parmonval. Allora Buscetta con le mani.
Torres, prima col petto, poi di testa. Bonello, ma sta arrivando Birardi dall'altra parte. Bonello non lo cerca, prova a servirlo adesso, ma non può arrivare perché si era fermato Birardi. Qui ha sprecato Bonello. Dolenti va subito da Di Romana, disturbato anche dall'arbitro. Va da Pane. Cuffaro. Sbaglia completamente Cuffaro, partitaccia dei due terzini del Camarat oggi. Birardi prova a passare, Di Romana la meglio e subisce anche fallo. Già battuto da Pane su Guerreiro. Ancora Pane. Il dribbling, quell'appoggio ancora a Cuffaro. Sterzata del 19 che va ancora da Pane. Mirabelli sale anche lui per impostare oltre la linea metà campo. Mirabelli con la fiondata verso Marchica in vantaggio. Torres che si interessa della palla. Marchica comunque ce la fa, mette in mezzo il pallone. Tarantino con l'uscita e col fallo subito. Rimane a terra Tarantino, richiamato lo staff della Parmonval. Tarantino si è ripreso e rimette in gioco il pallone. Bonello, Birardi, Bonello, poi serie di rimpalli, la palla esce, sarà fallo laterale per il Camarat. 20 più recupero alla fine. Marchica cerca la palla ma arriva Zerbo, poi prova a ripartire Birardi. Bonello, palla per Russo. Russo rappa, cambio di gioco dalle parti di Birardi che riesce a tenerla in campo, decide di fiondarla subito ma la palla esce. La palla rimbalza dalle parti di Cuffaro che prova a farlo uscire, ci riesce. Dolenti va a cercare proprio il suo compagno appena entrato, perché come avete avuto modo di vedere
c'è stato l'ingresso di Spinelli al posto di Cuffaro, quindi è cambiato il terzino destro per il Camarat. Già 3 cambi effettuati da Cammarata, nessuno effettuato in quasi 73 minuti da Marco Vittorietti, che inizia a far muovere qualcuno in panchina. Rappa cambia gioco, lo fa per Torres che ha spazio, può andare Torres, scambio con Russo, ancora Torres prende il centro e zona tiro, lo prova col piattone, c'è una deviazione, è arrivato Lenti e rilancio da Lenti, ma rilancia malissimo. E Buscetta che va a eseguire la rimessa. Cambio rimessa. Se ne occuperà Cracchiolo adesso dall'altra parte. Miano. Dolenti. Battuta lunga. Di testa Torres, poi Rappa la prolunga dalle parti di Correa, lo anticipa Spinelli, poi Guerreiro fermato, allora attenzione alla ripartenza possibile per Birardi. Zerbo, controllo che disorienta Mirabelli, Zerbo fermato dall'intervento di Spinelli che subisce il fallo di Zerbo. A terra Pane. Osvaldo. Contrasto con Torres, arriva anche Zerbo, resiste sempre Osvaldo che passa in mezzo a 2. Fischia l'arbitro. Di Romana. Spinelli. Miano, ultimo quarto d'ora in corso qui al Franco Lomono, corregge il fortino palermitano che fin qui non ha subito praticamente nulla dopo il gol segnato da Bonello ormai 25 minuti fa. Fin qui sterile la reazione della squadra di Cammarata. Spinelli. Palla verticale, attenzione alla corsa sulla destra proprio da parte di Guerreiro che mette in mezzo! La palla deviata, calcio d'angolo, brivido per la difesa della Parmonval. Angolo, il quarto per il Camarat. Se ne va ad occupare Pane. Quasi tutta la Parmonval, a eccezione di Correa negli ultimi metri di campo. Adesso Correa si abbassa a sua volta. La battuta di Pane, primo palo di testa Bonello, altro corner. Corta per Guerreiro. Il cross di Mancina, pallone che rimane in area, a terra Miano, poi conclusione di Mirabelli. Il salvataggio in tuffo di Tarantino, angolo Camarat. E Pane dall'altra bandierina, quella opposta, a battere il sesto corner per il Camarat. Va Pane, dentro, non c'è nessuno a raccogliere Osvaldo dall'altra parte. Osvaldo, tiro cross, che sorvola la traversa, non l'ha toccata nessuno.
Battuta di Tarantino. Stacca Marchica, ma il colpo di testa finisce all'indietro. C'è Cracchiolo in difficoltà ancora una volta. Correa protegge l'uscita in fallo laterale. Torres con le mani, scambia con Correa, poi palla messa in mezzo dall'altra parte, rimbalza dalle parti di Dolenti. Che la raccoglie e va subito da Spinelli. Fiondato su Pierce che va a cercare la sponda per Guerrero, lo chiude Birardi, lo chiude soprattutto Costamagna. Ottima partita del nuovo arrivato nella difesa della Parmonval. Ma occhio alla rimessa per il Camarat che adesso si fionda in avanti. Pane, controllo, cerca di calciare Piscopo in spaccata quasi da ballerino di danza classica, glielo stoppa. Zerbo per Torres. Rappa, Russo. Torres. Rappa anticipato da Di Romana, la rimessa è per la Parmonval. E a terra Rappa. Tanto è cambiato il risultato a Terrasini, è in vantaggio l'Unitas Sciacca col gol di Morleo. Sarà rimessa per la Parmonval poco meno di 10 minuti allo scadere dei 90. Zerbo si fa ingolosire dal tiro, poi ci ripensa, alla fine perde palla. Allora riparte Pane. Pane verticale per Pierce, se la calcia addosso l'argentino. E allora Piscopo. Bonello prova a partire in mezzo a due, non si ferma mai Bonello, qui però scivola e non ottiene il calcio di punizione. Guerreiro in mezzo a due riesce a passare, poi palla per Pierce che si stacca. Pierce per vie centrali, preso in controtempo Spinelli, la palla però gravita dalle parti di Pane che non trova Pierce. Poi Spinelli lotta, non c'è nessun tocco, allora rinvio da fondo. Batte Tarantino, colpo di testa di Bonello, poi l'aggancio di Zerbo. Russo cerca Correa, Correa prova ad arrivare sulla palla, ci riesce, poi palla in mezzo, Mirabelli in calcio d'angolo. Giocata di grande astuzia da parte di Correa, che non sarà un bomber come servirebbe alla Parmonval per cercare i gol salvezza, ma si è dato da fare. Allora occhio al calcio d'angolo per la Parmonval con Russo che la mette in mezzo, stacca Pierce. Poi Piscopo lo ripropone, ma c'è un fischio in favore del Camarat. E Dolenti che la gioca su Cuffaro, anzi su Cracchiolo, chiedo scusa.
Mirabelli, palla tutta larga a destra per Spinelli, alza la testa e lancia il 23, cerca Pierce che ancora una volta pattina sul terreno di gioco e non riesce a giocarla. Miano, scontro aereo con Correa, l'arbitro premia il centrale del Camarat che rimane a terra. Tanto cambia ancora il Camarat, esce proprio Miano, al suo posto Osavie. Centrale per un altro centrale, evidentemente anche per cercare di dare freschezza e chissà anche per cercare di andare ad assaltare l'area avversaria con i centimetri del numero 3 che ricordiamo ha fatto male a Licata nel girone d'andata. Qui colpo di testa da parte di Costamagna, ennesimo intervento del difensore con la maglia numero 4, fallo laterale per il Camarat che adesso ci prova. Osvaldo, alla meglio Torres che guadagna fallo laterale. Qui Cracchiolo reclama invano il fallo laterale. E se ne occuperà Buscetta. Osavie la fa scorrere. Mirabelli la gioca su Dolenti. Ancora Mirabelli. Dolenti prende campo e poi va a lanciare. Piscopo di testa. Palla direttamente in fallo laterale, sì. E poi la munizione per Spinelli. Credo perché l'arbitro ha visto una spinta su Bonello. E dunque a poco meno di 5 dalla fine, altro cartellino giallo. Secondo giocatore della Camarat a essere ammonito. Poi Zerbo mette in fallo laterale. Dopo di Romana anche Spinelli finisce il taccuino dei cattivi del signor Braschi. Pane va dalle parti proprio di Spinelli. Osvaldo anticipato da Birardi, rimessa Parmonval. Qui Rappa cerca Torres, lo trova. Torres prova ad andare con tutta la calma del mondo, arriva però Russo a dargli una mano. Palla in mezzo, prova ad arrivare Zerbo, tagliato bene fuori da Osavie. E allora Dolenti. Mirabelli. Lungolinea, interviene Birardi. Palla che non esce e allora Mirabelli con un colpo di testa all'indietro, poi Spinelli trattenuto fallosamente da Correa che chiede cosa fischia l'arbitro, fischia la sua trattenuta. Cracchiolo con il tocco per Pane. Di Romana. Pane apre per Spinelli che può calibrare il cross, lo fa partire Tarantino, non perfetto, però comunque sulla testa di Marchica riesce a toglierla. Dolenti prova ad accelerare e l'arbitro fischia fuori gioco. Tanto c'è l'ultimo cambio per il Camarat. Entra Carta al posto di Romana.
La battuta di Tarantino direttamente fuori. Osavier la può portare su, ultimi 2 minuti, poi sarà recupero. Mirabelli torna da Cracchiolo. Osavier. Cracchiolo. Sbaglia l'ennesimo tocco, poi Rappa, la può soltanto allungare. Osavier di testa, Pane palleggia, inseguito da Correa. Cracchiolo, Pane affrontato fallosamente. Calcio di punizione. Giallo per Pane e giallo per Russo. Qui c'è un po' di confusione perché sembrava che il cartellino fosse andato a Russo. Il direttore di gara ha detto o ammonito Torres, anche perché Russo era già ammonito. In ogni caso punizione a 25 secondi dallo scadere del 90esimo. Lo ribadisce anche al suo collega, al secondo assistente. 13 blu e non 11. Calcio di punizione comunque. Pane scodella questa palla, in mezzo non arriva nessuno. E la palla si perde fuori. Scade adesso il 90esimo. 6 minuti di recupero da quando Tarantino rimetterà in gioco il pallone, 360 secondi. Batte Tarantino. Scavalcato Bonello, palla in fallo laterale per il Camarat, che adesso stringe i denti e stringe i tempi per provare a non uscire battuto dal Francolo Monaco. Dolenti, non stacca nessuno, palla direttamente a Tarantino. E Tarantino che la mette a terra per andare a calciare questo ennesimo rilancio. Osavier addosso a Torres, fallo abbastanza evitabile da parte di Emanuele Osavier. Se n'è già andato 1 minuto e mezzo. Rappa con la punizione per Torres. Lo attende Cracchiolo. Torres in qualche modo prova a passare. Ancora Torres triplicato, riconquista il Camarat per un po' di confusione. Torres trattiene Pane. Si continua a giocare, allontanato qui la palla verso Pierce. Prova a scattare adesso Guerrero, c'è l'uscita di Tarantino. Colpo di testa da parte di Carta, poi Osvaldo col fallo. Tanto cambia adesso Marco Vittorietti. Sta per entrare Tartamella. Vediamo chi esce. Esce Correa, che si prende tutto il tempo che può.
Vediamo naturalmente di quanto si prolungherà il recupero, perché il gioco è fermo da almeno un minuto. Rappa cerca Torres, lo schema è praticamente uguale a quello del gol. Torres questa volta però la può mettere a terra. In mezzo Dolenti col pugno. Poi Pane. Carta anticipato da Torres, si gioca, ma il fallo l'ha commesso Carta secondo l'arbitro. E Torres è sicuramente uno di quei giocatori che nella prossima stagione faranno gol a tanti, ma non solo lui. Comunque si estende la tradizione di giocatori argentini che nelle ultime 2 o 3 stagioni hanno fatto grandi cose alla Parma Valle. Occhio al calcio di punizione sulla palla Rappa e Russo, fischia l'arbitro, parte Russo col sinistro, blocca Dolenti, che adesso ha 1 minuto e 40, forse si allunga, forse si va a 2 minuti, ma il tempo per il Camerot è veramente pochissimo adesso. Spinelli va a lungo, cerca Pierce, stacca Costamagna per l'ennesima volta, grande partita del numero 4, poi Marchica inseguito da Torres, a proposito di giocatori che hanno fatto una grande partita, e mette in fallo laterale. Pane col dribbling, serve Marchica sulla corsa, può andare sul fondo Marchica, punta Russo, Marchica perde l'attimo per tutte le giocate utili, che sia il passaggio che sia il cross, poi opta per il cross, arriva Guerreiro, forse sbilanciato, si gioca, Rappa in fallo laterale. Scaduto anche il quinto, c'è almeno 1 minuto da giocare. Osavie, colpo di testa del solito Torres, poi arriva Cracchiolo, Spinelli, Osavie, palla dentro, Pane la fa scorrere, c'è Mirabelli che va col tacco, cerca Pirsi in area, Pirsi spalla alla porta contro Costamagna, c'è forse una trattenuta, l'arbitro lascia correre. Mancano 20 secondi allo scadere del 96esimo. Qui Bonello, sportellate con Spinelli, si gioca, Dolenti la porta su, cerca Cracchiolo, qui forse ci stava la giocata dentro l'area. Cracchiolo, Marchica la perde contro Torres, che ancora una volta è decisivo, palla messa fuori, finisce qui, vince la Parmonval con merito contro il Camerot e arrivano punti pesantissimi per la squadra dei qui inquadrati Zerbo e Rappa, che non mollano mai, ma oggi l'ha decisa Bonello con il gol in avvio di secondo tempo, e dunque domani il Licata, se batterà in casa il Montelepre, sarà campione dell'eccellenza Girone A, e allora vedremo cosa accadrà domani al Dino Liotta, dove ci sarà una grande polverera. Ma intanto la Parma si gode questi punti pesantissimi in chiave salvezza, e allora con il risultato finale di Parmonval 1, Camerot 0, dal Franco Lo Monaco di Palermo è tutto. Da Francesco Cammuca